Diminuiscono gli alunni causa denatalità, ma aumentano i bambini che studiano il friulano a scuola. Alle scuole elementari 8 bambini su 10 studiano la Marilenghe, alle medie 1 su 2. Nonostante la flessione degli iscritti legata alla denatalità, è in crescita costante il numero di genitori che scelgono di aderire, per i propri figli, all'insegnamento della lingua e della cultura friulana a scuola. Lo dicono i dati dell'ufficio scolastico regionale. Sono dati sorprendenti ma anche molto incoraggianti perché testimoniano un aumento nella scelta delle famiglie friulane verso la lingua friulana nell'insegnamento a scuola e quindi siamo passati da un 76 di qualche anno fa a un 80 convinto, quindi direi che stiamo andando nella direzione giusta, la direzione del piano di politica linguistica che è stata approvata in regione non molti mesi fa. E aumentano le adesioni all'insegnamento della Marilenghe in un contesto in cui però si riduce purtroppo il numero di bambini, di alunni. Però vediamo che probabilmente proprio per il calo demografico che è evidente c'è una scelta convinta appunto sulla lingua identitaria che non coinvolge solo le famiglie autoctone ma anche le famiglie che sono arrivate dai più disparati posti e che hanno la possibilità appunto di avvicinarsi alla nostra cultura, lingua, tradizioni e soprattutto identità.